40 posti di lavoro a rischio nell'ambito della ristrutturazione aziendale all'interno della Meneghetti SpA di Rosà, leader nella produzione di elettrodomestici. Un grido d'allarme che arriva dalle sigle sindacali vicentine FIOM e UILM, che hanno organizzato per mercoledì 13 novembre uno sciopero. Lavoratori e lavoratrici si troveranno in presidio a Venezia davanti alla sede dell'unità di crisi della Regione Veneto, dove si terrà un incontro tra le parti per provare a risolvere la situazione e far cambiare idea all'azienda. A oggi alla Meneghetti sono occupati 194 dipendenti, oltre a 18 persone impiegate in staff leasing. A nulla, fanno sapere gli esponenti sindacali, sono servite le ripetute richieste di attivare strumenti di sostegno al reddito, come gli ammortizzatori sociali, e di promuovere percorsi di formazione. I vertici aziendali avrebbero rigettato qualsiasi ipotesi, puntando tutto sui licenziamenti che diventerebbero effettivi a fine anno. Fondamentale sarà quindi l'incontro in regione di mercoledì per capire quale sarà il futuro di 40 famiglie.